buongiorno a tutti quanti. Ho chiamato Salvatore Architravo, che è il nipote del grande Mario Trevi, e parte l'applauso. Buongiorno Salvatore, icona della musica napoletana, quella che veramente ha dato una mano alla musica napoletana, no? Insomma, voglio dire, Indifferentemente e tanti altri grandi successi. Salvatore, buongiorno, come stai? Buongiorno, tutto bene, grazie. Buongiorno a voi. Senti, no, io ti ho chiamato perché l'altro giorno ho aperto il mattino e ho visto un paginone dedicato al libro di nonno tuo. Tu hai siccome tu intervieni spesso qua, voglio dire, esce un libro biografico di nonno Mario Trevi, devo dirti che insomma, un po' mi hai deluso, te lo dico pubblico. Sì, perché non mi hai detto niente, non mi hai portato il libro, non mi hai detto parliamone, perché? Che ti ho fatto qualcosa? Vabbè, perché io sono come nonno, sono poco autocelebrativo in queste cose. Senti, che libro è del nonno? Allora, il libro si chiama Indifferentemente e nasce dopo una grande pressione mia per il nonno, perché il nonno non voleva fare il libro, diceva ma come fa, non fa niente. Invece io ho detto no, ci sono 70 e più anni di carriera, 80 anni di vita, ci sono tante belle cose. Ma scherzi. Sei uno degli ultimi protagonisti di una determinata epoca, è così, e quindi un messaggio deve restare. Quindi il messaggio deve restare, ma mo un libro quando mi porto? Proprio giusto per chiederti. Anzi, te ne porto due, uno a te e uno a Serena. Dai, senti, ma io non te l'ho mai fatta questa domanda, forse non l'ho fatta neanche a nonno Mario, che più volte ho incontrato anche qui in studio, ma che ne pensa Mario Trevi della versione di Valentina Stella, della sua Indifferentemente? Te l'ha mai detto? Ma credo ne sia felicissimo, anche perché una canzone, se arriva a nuove generazioni, è sempre viva. Quella è la fortuna di una canzone. Esiste un primo interprete, per carità, però se Vicino in cielo pure rimaneva Vittorio Parisi nel 1930 non arrivava a mo'. Quindi è vero. Ben venga. Mentre Salvatore parla, io voglio sempre ricordare l'età. Quanti anni hai, Salvatore? 33, l'anno è Cristo. Perché quando parla sembra proprio un novicchiariello. Allora sono 133. 133. Ci vediamo la settimana prossima con il libro di Mario. Grazie Salvatore. Grazie a voi, buona giornata.